Mi tocco un minuto qua a vedere la partita. Questo c'è una colla che io non è se stavo mangiando. Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per questa partita tra Cotton Club e NES Calcio 8, valida per la 11ª giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton Club cerca conferme qui in casa contro una squadra, il NES, che è sicuramente in forma e cerca la salvezza come principale obiettivo di questo suo primo campionato in Lega Calcio 8. La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri degli schermi gioca il NES Calcio 8 in completo interamente bianco. Dalla parte opposta invece, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri degli schermi, gioca il Cotton Club in maglia nera e calzoncini bianchi. Ricordiamo che queste squadre sono rispettivamente seconda in classifica il Cotton Club a 20 punti, anche se dietro un terzetto composto da ovviamente 3 squadre, e cioè il CJ, il Checco dello Scapicolo, il Golbet a 21, il Cotton è a 20 punti. Era riuscito a raggiungere subito la vetta della classifica proprio settimana scorsa, poi è arrivata la sconfitta contro il CJ per 1-0 alla Stella Azzurra, che ha respinto indietro i giocatori che quest'anno difendono il titolo vinto l'anno scorso in quel di Alba Adriatica. Dall'altra parte il NES Calcio 8 a 11 punti in classifica, ha cominciato bene il campionato, adesso è in un momento di appannamento, ma è normale per una squadra che punta alla salvezza e che quindi punta anche a salvarsi dalla lotteria dei play-out, e una squadra, ricordiamo, che ha la prima partecipazione in questa Lega Calcio 8 in Serie A. L'anno scorso aveva vinto il titolo dello Sport City della Serie A2 della Lega Calcio 8 sotto il nome di Fitness Club 50. Ora la palla recuperata dal Cotton Club, che prova subito ad attaccare con questo tentativo da parte di Giordano di servire ancora un compagno, che allarga adesso sulla destra. C'è Nolano per i 2 centrali che però non raggiunge la sfera, viene invece gestita ancora da Giordano, viene fermato. Ancora sulla sinistra se ne va il NES, che in qualche modo prova a mettere in difficoltà la Cotton Club. Alla fine arriva una deviazione, c'è una rimessa laterale per la squadra in bianco che la batte in questo momento. Si lotta a centrocampo con la palla all'indietro verso i compagni, quindi gira sulla destra, lunga verticalizzazione verso gli attaccanti che la stoppano di petto al lato corto dell'area di rigore, ma l'arbitro fischia fallo di mano e quindi è calcio di punizione per il Cotton Club. Secondo minuto di gioco, 0-0, prova il NES a rendersi pericoloso con delle azioni manovrate dalla difesa e questi lunghi traversoni a cercare gli inserimenti dei compagni e soprattutto degli attaccanti. Si difende ovviamente bene il Cotton Club, che è la favoritissima in questa sfida qui in casa e che punta ovviamente a fare un bottino importante per poi guardare cosa faranno gli altri, il Checco dello Scapicolo, il Golbet e il CJ, che come abbiamo detto sono primi in classifica a 21 punti, un terzetto quindi in testa alla Lega Calcio 8, e il Cotton Club condivide la seconda posizione a 20 punti con il Bacci Immobiliare. Bacci Immobiliare battuto proprio qui al Circolo Sportivo Ciriaci 2 settimane fa per 3-2. Intanto calcio d'angolo sulla destra per il Cotton Club, che prova a crossare, affollamento di maglia nera all'interno dell'area di rigore, calcio d'angolo battuto sul secondo palo, esce il portiere anche se non molto sicuro. Alla fine Giordano guarda la sfera che esce fuori e la rimette in campo con una rimessa laterale sulla sinistra. Ancora Giordano, se la porta sulla sinistra, prova a crossare, deve però difendersi dall'attacco di un difensore che alla fine gli porta via la sfera e guadagna anche un calcio di punizione, perché lo stesso Giordano ha messo fallo. Sul fallo laterale levati, batte sempre Fabio. Levati sempre Fabio. Tonino. Tu quando vuoi c'è stato. Calcio di punizione per il NES, verticalizzazione verso gli attaccanti, l'intervento di Zamperini in difesa che scarica verso Giordano sulla sinistra, prova a saltare un avversario, non ci riesce. Ancora il NES fa buona benzina a centrocampo, alla fine c'è un fallo, il calcio di punizione per il Cotton Club con Tinazzi, uno dei protagonisti in questi primi minuti. Zamperini, Nolano allarga sulla destra, ancora all'indietro per Nolano con Zamperini, che ovviamente al centro della difesa fa buona guardia, allarga sulla sinistra verso Tinazzi. Zamperini, non c'è pressing da parte della squadra delle NES Calcio 8,
che cerca però comunque di difendersi da questo attacco da parte del Cotton Club. Ancora sulla sinistra, attenzione questo tentativo di dribbling sulla destra, vediamo, il fallo laterale viene guadagnato proprio dalla squadra di casa grazie alla numero 32, ovvero Casimini. Casimirri, scusate. Rimessa laterale sulla sinistra per il Ness, che la rimette in campo a lunga verticalizzazione verso i compagni. Giordano la recupera, viene attaccato, gli porta via la sfera un giocatore della Ness con la palla gestita sulla destra. Attenzione ancora verso il numero 4 che prova a gestire la manovra, quindi verso il numero 9 sulla sinistra, ovvero Marcella. Ancora verso il numero 4 Zanobi, scusate, allarga sulla sinistra, sempre Zanobi può attendere la palla, aspetta e la riceve in questo momento, conclusione di Zanobi, parata del portiere e poi gol sotto porta, vantaggio del Ness 1-0 a sorpresa dopo 5 minuti. Concentrati, Ho visto che segnale. Viene battuto questo calcio d'inizio ancora con il Ness avanti 1-0 sul Cotton Club. Gol siglato dopo 5 minuti, il tiro da parte di Zanobi respinto, poi il tap-in sotto porta con il Cotton Club che è sorprendentemente sotto qui in casa alla Ciriaci, dopo comunque aver avuto un buon inizio. Il Ness però è una squadra molto coraggiosa, una squadra che sa assolutamente attaccare, una squadra che, ricordiamo, ha cominciato molto bene questo campionato. Il gol è stato siglato da Domenico San Marco, che quindi ha portato in vantaggio la squadra in bianco, che adesso però deve ancora attaccare perché stanno facendo pressing altissimo sui portatori di palla del Cotton Club. Poi un colpo di testa ancora di Forcina verso Giordano, che però non arriva su questa sfera troppo alta per il numero 10. Ancora il numero 7 all'indietro verso un compagno. Apertura sulla sinistra, a movimento per le vie centrali ancora del giocatore autore del gol. Intanto attenzione a Marcella sulla sinistra che provava questa incursione da cross, non arriva. Recupera ancora il Cotton Club, giocando addirittura col tacco di prima. Forcina larga sulla destra, calcio spettacolo del Cotton Club in questo frangente. Alla fine l'ultimo passaggio sbagliato, recupera sempre la squadra di casa e poi alla fine il Ness con questa verticalizzazione spassa tutto, nessun pericolo per la difesa dei giocatori in bianco, che comunque stanno facendosi valere qui al Ciriaci, sono in vantaggio e che cercano ancora di attaccare. Attenzione con San Marco che recupera palla, tiro rimpallato, la sfera è sempre dei giocatori ospiti con la palla che può essere gestita con Zanobi adesso che riceve, verticalizzazione verso Zamperini sulla sinistra, ancora verso Giordano che scarica verso un compagno. Giordano salta un avversario, salta un secondo verso ancora Casimirri, la palla verso Forcina che non riesce ad agganciare. Qualche protesta dalla panchina della Cotton Club che reclamava un fallo. Nazzi potrebbe ricevere, preferisce invece agire per le vie centrali. Verticalizzazione, Forcina deve girarsi, Forcina palla sul sinistro, cade in aria, vediamo che cosa decide l'arbitro. Dovrebbe esserci addirittura un calcio di rigore per il Cotton Club. Mirko, vai dentro! Ma che rigore hai visto? Oh! Che cazzo di rigore oh! Sta cominciando! Ma che c'è rigore? Ma che rigore hai visto? Che rigore hai visto? Oh! Ugo, basta gli altri! Ho capito, però tira. No, ma quello è rigore. No, al di là che ci stava a tirare, però il fatto che rispondere in più. Vabbè, basta. Ci sarà un calcio di rigore per il Cotton Club, dovrebbe essere Forcina a calciare. Attendiamo il fischio dell'arbitro.
Parte invece Nolano, calcio di rigore centrale, il portiere non ci arriva ed è 1 pari col Cotton Club che pareggia grazie alla gol di Nolano sul calcio di rigore. Mirko, bravissimo. Ma come fa? Come fa? Fischiano un rigore che lui sta laggiù. Però tu puoi controfischiare. Ma come puoi controfischiare? Lo fanno segnare, bloccano il guardalino. Si riparte da centrocampo quando siamo giunti al 10° minuto di gioco, ne mancano 15 alla fine di questo primo tempo, siamo 1 pari. Alla gol di San Marco della NES è arrivato il pareggio sul calcio di rigore di Nolano, un rigore contestato dalla panchina della NES che invece non era assolutamente dell'avviso della concessione di questo penalty da parte dell'arbitro. Adesso lunga verticalizzazione con la palla ancora per il NES sulla sinistra, possono metterla in mezzo, preferiscono invece agire per via centrale, addirittura arriva un tentativo di colpo di tacco, vediamo l'arbitro fischia, dovrebbe esserci un altro calcio di rigore stavolta per il NES. Ma che manco rigore! No, fermi Calcio di rigore e ammonizione per... Ti giuro, guarda, oh. Quello va a tiro però, Arbitro ha fischiato calcio di rigore per il NES con il penalty che verrà battuto il numero 9 Federico Marsella, che dovrebbe essere l'incaricato per la battuta di un calcio di rigore molto contestato, così come molto contestato è stato il primo assegnato dall'arbitro in questa partita, però a favore del Cotton Club. Rigore che ha portato alla gol di Nolano. Adesso il penalty dall'altra parte con Marsella davanti alla portiere del Cotton Club. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Parte Marsella, conclusione, gol, vantaggio del NES che si riporta quindi avanti qui alla C10 grazie a Marsella. Semplice, Fede, quando sei insieme a chiusa, non ti preoccupare. No, Fabio, lascia stare, Fabio. Ci hanno voluto da subito, dai, oh. Ci hanno voluto da subito, dai, c'è problema. Si ricomincia da centrocampo, 12° minuto, NES 2, Cotton Club 1 qui alla Ciriaci. Il gol di San Marco e di Marsella per la squadra ospite. Il Cotton Club aveva pareggiato momentaneamente col calcio di rigore di Nolano, poi c'era stato un altro calcio di rigore segnato dall'arbitro per il NES e realizzato appunto dalla squadra ospite. Siamo 2-1 quindi a sorpresa per la squadra in completo bianco che sta mettendo in difficoltà la squadra vincitrice del campionato della scorsa edizione, vale a dire il Cotton Club, che aveva raggiunto la testa della classifica 2 settimane fa. Poi c'è stato lo stop in trasferta contro il CJ settimana scorsa, che ha comunque ricacciato indietro il Cotton Club, adesso secondo a 20 punti, dietro di un punto al trittico composto da Golbet, da Checco dello Scapicolo e appunto CJ, vincitore proprio della sfida contro il Cotton Club. Calcio di punizione già battuto con il Nessa che avanza, a tentativo ancora di gestione della palla sulla destra, poi recupera Zamperini, quindi Giordano se ne va con la sinistra in mezzo ancora per gli attaccanti, troppo lunga per Casimirri, rimessa laterale sulla sinistra con le mani ancora in direzione degli attaccanti, ma fa buona guardia Zamperini che riparte dal portiere. Rocco, vicino a Mirko, vicino! Lungo lancio per gli attaccanti. Rimetterà in campo la sfera il portiere del NES. Già battuto una volta oggi sul calcio di rigore. C'è vediamo, c'è una rimessa laterale che viene segnata dall'arbitro del Cotton Club con Tinazzi che va alla battuta. Tinazzi con le mani verso gli attaccanti, c'è un colpo di testa, poi c'è un contatto falloso, l'arbitro non fischia, poi intanto ferma il gioco per le cure mediche del caso. Si riparte con la palla concessa sportivamente dalla Cotton Club NES, quindi riconsegnata ai giocatori ospiti dopo... attenzione perché intanto c'è ora un recupero palla da parte della Cotton Club con un fallo che viene commesso
pochi metri dietro il vertice destro dell'area di rigore. È un calcio di punizione che viene assegnato agli uomini in nero con Nolano sulla sfera. Se giriamo, Ferri! Facciamo il pallone, invece magna, invece magna il pallone. Calcio di punizione che viene battuto in questo momento. Tiro respinto dalla barriera, rimpallo con la sfera che sta ancora all'interno dell'area di rigore. Alla fine viene spazzata dalla Ness. Ness che guadagna una rimessa laterale sulla destra in posizione difensiva dopo questo intercetto da parte di Forcini. Con le mani. Vediamo, siamo 2-1 per il Ness calciotto qui alla Ciriaci contro il Cotton Club grazie ai gol di San Marco e di Marcella sul calcio di rigore. Attenzione, intanto a questo incredibile tiro dalla distanza. Il Cotton Club era riuscito a pareggiare con Nolano sul calcio di rigore. Con le mani il portiere verso gli attaccanti. Forcina, Giordano viene fermato, rimessa laterale sulla sinistra. Ancora Forcina, c'è Tinazzi sulla sinistra che però non viene servito, fa tutto solo Forcina sulla destra, anzi Giordano scusate, sulla destra vicino alla batteria del calcio d'angolo. Si combatte ancora da ma come fai a fischiare da là? Ma come fai a fischiare? C'è lui a un metro! Come fai? Ma come fai? A lui a un metro! Ci sarà un calcio di punizione per il Ness calciotto quando siamo giunti alla 17esimo di questo primo tempo, ne mancano 8 alla fine della partita. 2-1 per il Ness con i gol di San Marco e Marcella, pareggio momentaneo quando eravamo sul 1-0 del Cotton Club con un calcio di rigore di Nolano. Il 2-1 del Ness che quindi è tornato in vantaggio, è stato segnato ancora con un calcio di rigore, stavolta realizzato da appunto Marcella. Ora Zamperini manovra a centrocampo con questa sfera in direzione dei compagni. Tinazzi ancora per Zamperini che allarga sulla destra, movimento in mezzo di Nolano che però non viene cercato, viene preferito invece Casimirri sulla sinistra e combatte su questo pallone, scarica verso Nolano, c'è largo Tinazzi che riceve in questo momento, sovrapposizione del terzino sinistro che col destro scarica verso Giordano che guadagna comunque una rimessa laterale sulla sinistra nonostante venga fermato. Rimessa laterale battuta da Tinazzi. Nolano, ancora Tinazzi, c'è Nolano appunto sulla sua verticale, preferisce invece scaricare per Casimirri, quindi Zamperini, Tinazzi in verticale verso gli attaccanti. Attenzione a Casimirri che prova ad andare per via centrale in direzione di Forcina che però viene anticipato, questo rimpallo poteva favorire l'inserimento degli attaccanti con Forcina che era pronto a calciare. Uscita del portiere che adesso rinvia con le mani verso Zamperini che, attenzione, sbaglia qui, poteva esserci veramente un'occasione pericolosa per il Ness. Sulla destra adesso manovra il Cotton Club con Casimirri, scarica verso un compagno, quindi Zamperini allarga Tinazzi, rientra sul destro Tinazzi verso Nolano, allarga ancora Nolano, se la volta sul sinistro verso Forcina, di prima per Giordano che prova il tiro che viene però rimpallato, la palla rimane lì, ancora il tiro e Casimirri fa 2 pari alla 19esimo di questo primo tempo. Bravo Andrea, bravo Fabrizio, bravissimo. Oh, bravo Andrea. Casimirri Ogni palla che tocca sbaglio perché sembra che ho giocato 2 partite. Si riparte da centrocampo, siamo al 19esimo minuto, ne mancano 6 alla fine di questo primo tempo e siamo 2 pari tra Ness e Cotton Club. Il Ness è passato in vantaggio, anzi è passato 2 volte in vantaggio, è stato 2 volte raggiunto con San Marco prima, con Marcella poi, raggiunto da Nolano e da Casimirri con il Cotton Club che prova adesso a cercare di mettere la quarta, di ingranare la quarta per andare a vincere questa partita in casa. Alla vigilia era un risultato abbastanza scontato questo col Cotton Club che partiva sicuramente favorita contro il Ness. Si è rivelato invece per il momento una partita più difficile rispetto alle aspettative, con la Ness capace di passare addirittura 2 volte in vantaggio e di mettere in seria difficoltà
una squadra come il Cotton Club, che viene da tutti considerata come la grande favorita per il successo di questo campionato e quindi per la conferma rispetto alla vittoria dell'anno scorso. Ora Zemprini a centrocampo, un pallone che viene ancora gestito dai giocatori del NES, ennesimo grande giocata di Marcella che allarga sulla destra verso un compagno, può arrivare il cross da quella posizione, viene invece fermato Giordano, contropiede, verticalizzazione verso ancora Casimirri con Forcina che arriva sulla sinistra, attenzione a Casimirri che può saltare un avversario, può saltare anche un secondo, alla fine viene fermato, riparte sempre il NES che manovra a centrocampo, 21esimo, 2-2, 4 minuti alla fine, un tiro addirittura dalla distanza da parte del NES con la palla che viene però ancora gestita dai giocatori in bianco. Attenzione a questo traversone dalla destra alla sinistra che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo. Andrea, gioca più basso. Forcina Aspetta, Maurizio, lo dico io, si gira, serve Giordano. Giordano, tre quarti campo, verticalizza ancora verso Forcina che però viene fermato, intercetta la difesa del Nessa che se ne va, tentativo di contropiede con la numero 7 Cosimi, alla fine ne viene fuori un tiro comunque sul fondo. Mancano 3 minuti, poco più alla fine di questo primo tempo, vedremo se l'arbitro assegnerà dei minuti di recupero. Siamo 2-2 tra NES Calciotto e Cotton Club. Questo è un risultato che ovviamente non cambia nulla per la classifica del Cotton Club, che invece ha bisogno di una vittoria, soprattutto in casa contro un avversario considerato alla vigilia comunque abbordabile, per cercare di fare punti e agganciare le prime o comunque addirittura superarle in testa alla classifica. Qui sta sempre la sfera il NES con Cosimi all'indietro verso i compagni, allarga sulla sinistra, eccolo, pressing da parte di Forcina, mantiene sempre il possesso il NES che adesso rallenta il gioco, intensità bassa in questo frangente della gara con la Cotton Club che aspetta gli avversari. Attenzione intanto al NES che rimane ancora in possesso di palla, una serie di rimpalli alla fine favoriscono sempre la squadra in bianca, dovrebbe essere proprio infatti per i giocatori ospiti la rimessa laterale sulla destra in zona offensiva. Ugolini sulla sinistra, verticalizza verso gli attaccanti. Rimani là, Fabri. Insomma, tiro dalla distanza, fuori. Marco, dai Marco, fammi vedere quello che ho chiesto. Palla per il NES che la gestisce in questo momento con la verticalizzazione verso gli attaccanti. Recuperano l'ano a centrocampo che la dà a Casimiri. Attenzione, 1 contro 1 di Casimiri, se la porta sul destro Casimiri, conclusione, parata a terra del portiere. Qua, dai il lungolino, porco è chiuso, non c'è il lungolino. Lungo lancio in verticale ancora dei giocatori del NES che qui reclamano un fallo, l'arbitro non è di questo avviso. Palla ancora per il Cotton Club che se ne va sulla destra verso Casimirri che se la porta sul sinistro, poi sul destro se ne va, calcio di punizione e ammonizione per un giocatore del NES. Capito? Ma rosso. Io ho visto giallo. Perché rosso l'avevano bestemmiato. C'è stata un'espulsione per il NES, un'espulsione, la seconda ammonizione della gara per un giocatore della squadra del presidente Benedetti, quindi 2 pari tra Cotton Club e NES Calciotto, col NES che però adesso in inferiorità numerica fa veramente tanta fatica a cercare di arginare gli attacchi del Cotton Club. Manca 1 minuto alla fine di questa partita e più eventuale recupero. Ci sono 4 uomini in barriera per il NES, c'è un calcio di punizione per Giordano. Attendiamo il fischio dell'arbitro con Giordano sulla sfera.
Parte Giordano col sinistro, conclusione, grande parata del portiere, la palla rimane lì, ancora un tiro rimpallato però. Perché va bene, va bene, dai. Zamperini allarga sulla destra, pressione, rientra ancora il giocatore del Cotton con Giordano sulla sinistra. Finisce qui il primo tempo, 2 pari alla fine della prima. Si riparte per questo secondo tempo con le squadre schierate a parte invertite. Dalla sinistra alla destra dei vostri schermi gioca il Cotton Club in maglia nera e calzoncini bianchi. Dalla parte opposta invece, dalla destra alla sinistra dei vostri schermi gioca il Lanes Calciotto in completo bianco. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 2-2 con un doppio vantaggio da parte del NES, che è stato però 2 volte raggiunto. Scusate, prima vantaggio di San Marco, pareggio di Nolano sul calcio di rigore, poi ancora vantaggio del NES con Marcella sempre sul calcio di rigore, e alla fine 2-2 che ha concluso il primo tempo di Casimirri con il Cotton Club, che però gioca anche con un uomo in più perché il Lanes Calciotto ha subito l'espulsione di un suo componente del 8 titolare per somma di ammonizioni. Il Lanes manovra ancora sulla sinistra con Marcella, che riceve in questo momento per le vie centrali. Ci potrebbe essere il suggerimento che però non viene fatto in questo momento. Attenzione alla contropiede del tiro di Forcina sul fondo. Con le mani dal portiere verso gli attaccanti. La Ness manovra ancora, nonostante sia in 7 contro 8 la formazione ospite, cerca comunque di giocare la sua partita. Intanto fallo a centrocampo col Cotton Club che guadagna un calcio di punizione. La numero 32 ancora Casimirri gestisce la sfera con la sinistra, allarga verso Giordano. Giordano contro gli avversari, Giordano ancora, doppio tentativo di dribbling, che però viene fermato. Ora spazza la difesa del Nesso, c'è ancora solo Zamperini. Casimirri perde la sfera, rimessa laterale sulla destra per il Nesso. Ancora si avanza a centrocampo con il Lanes che manovra questa sfera. Verticalizzazione verso gli attaccanti, colpo di testa, poi alla fine c'è Forcina che la gestisce, quindi Zamperini, Nolano, Zamperini allarga sulla sinistra, verticalizzazione ancora per Forcina che prova a girarsi, niente da fare. Tanto c'è un fallo, vediamo chi lo ha commesso. Dovrebbe averlo commesso il giocatore del NES Calciotto, quindi non avrà l'opportunità, no, dovrebbe averlo commesso il giocatore è Forcina, il giocatore del NES Calciotto, e quindi avrà l'opportunità di battere un calcio di punizione dalla difesa. Dietro Andrea. Eccolo Andrea. Colpo di testa da parte dei giocatori del NES con il numero 10 San Marco, ancora autore del primo gol. Poi Cosimi, ancora San Marco. 3/4 campo, San Marco prova la conclusione, grande parata del portiere. Dai, oh raga, vediamo se giochiamo, dai. Calcio d'angolo sulla destra, sul secondo palo. Senza fallo, Ale! Trova ancora la sfera del numero 6 Ugolini che se ne va sulla sinistra, viene però chiuso dai difensori. Infatti controllano la sfera a uscire sul fondo. Forcina, anzi scusate, Nolano, Forcina adesso. Largava sulla destra dove però non c'era nessuno. Come disegna a te, mo, Oh, esistono pure i controfalli, signore. Robby. Verticalizzazione ancora verso Forcina che prova a girarsi, conclude. Rimani lì, Parata dalla portiere. Ecco, Con le mani ancora il portiere in direzione degli attaccanti, con San Marco che forse commette fallo. Anzi, il fallo è del giocatore del Cotton Club e quindi il calcio di punizione per il NES.
Tombolini allarga sulla sinistra verso i compagni, fischia l'arbitro, calcio di punizione per il Ness. Stiamo a fare delle cose a caso, È più laterale, Oh, vedete attaccare però Fabrizio. Uniti Fabrizio. C'è Andrea a San Barriera, lo vedi? Però intanto attaccatevi, poi da... Calcio di punizione per il Ness con 2 uomini in barriera per il Cotton Club. Attenzione a questo spiovente col colpo di testa che avrebbe potuto essere insidioso. Poi ancora si lotta all'interno dell'area di rigore con, vediamo Marcella se riesce a tenerla in campo. Ce la fa, lotta anche contro 2 giocatori. Cosimi, la gira di testa verso ancora i compagni. Da quella posizione può arrivare anche un tiro, deve però andare addirittura sulla destra a defilarsi il giocatore col numero 4 perché c'era una pressione altissima da parte dei 2 giocatori del Cotton Club, che ora riparte con Forcina che salta un avversario. Forcina sulla sinistra, Forcina salta anche il secondo, alla fine si allunga la palla, però c'è fallo, dovrebbe esserci calcio di punizione, anche ammonizione, vediamo. Mi hai dato giallo qua. ma come fai? Ma come fai? Ma come fai a non ammonire? Ho buttato fuori quello, questo era il cartellino nero. Arbitro! Classico giallo proprio. Sì. Ma se tu pensi che dato rosso là, questo Palla a 7 metri che è scivolata sull'uomo. La moneta alla fine. Alla fine è arrivato l'ammonizione per i giocatori del Ness. la ammonizione, oh! Personalità vera, È maschione, oh! Ci sarà un calcio di punizione per il Cotton Club al 7° minuto di gioco di questo secondo tempo. Punizione, grande parola del portiere e poi la palla rimane lì. Ancora opportunità per i giocatori in nero con Zamperini poi che deve direttamente scaricarla verso il portiere. Poi il tentativo di contropiede della Ness. La freddezza da Cirieci, siamo all'8° minuto, mancano 17 primi alla fine di questo secondo tempo, 2-2 tra Cotton Club e Ness. Calcio 8 con il Ness che resiste nonostante sia 9 in meno. Attenzione a Giordano che prova a saltare tutti sulla fascia, Giordano la mette in mezzo, si salva il qualche modo del Ness e poi alla fine arriva il gol di Forcina, il gol del 3-2 per il Cotton Club. Ma porca troia, hai rotto il cazzo! Un'altra ammonizione per proteste per il portiere del Ness. Bravo Rocchetto. Allora sono pallette così. Pallette così per due strilli che hanno fatto. Oh, dai, raga! Giochiamo, fino all'ultimo! Dai! Manu! Pensa a giocare, Manu! Si riparte con 3-2 il risultato per il Cotton Club a gol di Mirko Forcina che fissa quindi questo 3-2 a favore della squadra di casa. Ricordiamo che il Ness stava resistendo molto bene fino a questo gol perché era in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo dopo l'espulsione di un suo componente. È arrivato però il gol del Cotton Club, molto contestato anche questo, esattamente come i 2 rigori e come tantissime situazioni di gioco in questo match. Contestato a causa del fatto che Giordano al momento del dribbling, anzi dei numerosi dribbling che ha fatto contro gli avversari, secondo i giocatori della Ness si era portato la palla fuori
L'arbitro non è stato di questo avviso, invece ha fatto continuare e alla fine ha segnato Forcina, che in spaccata ha ribadito intanto attenzione a questo tiro dalla distanza e la parata della portiere per terra. Zamperini allarga sulla destra verso Casimiri ancora. Giordano prova a saltare un avversario, non ci riesce. Cosimi con le mani verso San Marco, niente da fare per lui. Alla fine la sfera viene comunque recuperata da Marcella al centrocampo. Stai lì, Mirko! Indietro verso i difensori. Ancora Marcella. È destro Fabri! Verticalizza verso gli attaccanti con il numero 2 che ha qualche difficoltà nel controllarla, poi alla fine c'è fallo e calcio di punizione. Fallo su Palmieri e quindi calcio di punizione per il Ness, calcio a 8 quando siamo giunti quasi all'11° minuto di questo secondo tempo. Mancano quindi 14 primi alla fine di questa partita con il risultato 3-2 per il Cotton Club, che è passato in vantaggio dopo 7 minuti di gioco di questo secondo tempo grazie al gol di Mirko Forcina. Adesso c'è un calcio di punizione per il Ness con 2 uomini in barriera per la squadra di casa, che si difende nonostante sia in superiorità numerica contro una squadra molto caparbia come il Ness. Attenzione al tiro, la respinta sulla calcio di punizione. Fabri, mettilo in mezzo al campo, Fabri! Si torna dal portiere Edoardo Pacioni, Vai, Sile! che verticalizza verso ancora San Marco, che la stoppa da 3/4 campo, scarica verso ancora il numero 4 che però stavolta la perde. È sempre la sfera recuperata dal Cotton Club che se ne va. Attenzione a Giordano che riesce a mantenerla in campo, anzi no, perché la palla è sul fondo. Pacioni scarica verso il numero 6 Ugolini. San Marco prova a servire il numero 7 Cosimi. C'è fallo secondo l'arbitro, fallo di Zamperini. Sì, Mirko, rimani lì! Palla sulla destra, il Ness che attacca ancora al 12°, siamo giunti ormai di questo secondo tempo, mancano 13 primi alla fine di questa partita. Lunga verticalizzazione, ancora Forcina in mezzo a 2, deve lottare Forcina, alla fine c'è fallo, calcio di punizione per il Ness. Dai Andrea. Ora un calcio di punizione per il Cotton Club sulla sinistra con 2 uomini in barriera per il Ness, tra cui San Marco, dove del primo gol ci prova la squadra del presidente Giuseppe Pucci a chiudere questa partita e la tiro da parte di Casimiri respinta dalla barriera. La sfera rimane lì con Nolano che prova ad alzarla, a portarsela avanti. Alla fine capita ancora su questo pallone che riesce anche a conquistare, rimessa laterale sulla sinistra. Con le mani ancora i giocatori del Cotton Club in mezzo per Forcina, esce il portiere ma l'uscita non è sicurissima. Nolano scarica per un compagno che può anche girare, preferisce scaricare sulla sinistra verso ancora il terzino. Cross sulla destra con Giordano che va alla conclusione, palo incredibile, poi ancora rimane lì la palla. Siamo giunti ormai al 15° minuto, mancano 10 primi alla fine di questa partita, siamo 3-2 per il Cotton Club, decide un gol di Mirko Forcina al 7° del secondo tempo, una gol che ha fatto passare il Cotton Club di vantaggio in una partita che sembrava prima dell'inizio, quindi della vigilia, una partita abbordabile per la squadra di casa che ovviamente giocava contro una formazione che lotta per salvarsi contro il Ness, che invece si è rivelata più difficile del previsto. Il Ness è passato in vantaggio una volta, è stata raggiunta, è passata in vantaggio per una seconda volta, ancora raggiunta e alla fine superata, ma bisogna dire che tra il 2-2 e il 3-2 è stata l'espulsione di uno dei suoi componenti e quindi c'è stata ovviamente la superiorità da parte del Cotton Club, che a quel punto ha avuto gioco facile, anche se non facilissimo, nell'assegnare il gol del 3-2. Zamperini
del presidente Benedetti, cercare di ripartire e trovare il momento giusto per colpire. Giordano ancora per il numero 37 che scarica verso Zamperini sulla sinistra. Attenzione a Casimiri, la conclusione della parata del portiere. Lungo invio da parte ancora dei difensori con Forcina verso i compagni. Attenzione a Casimiri con la sinistra, prova ad entrare, poi deve girare all'indietro verso i compagni. 17esimo, 8 minuti alla fine di questa partita, 3-2 per il Cotton Club. Si attacca ancora Giordano, salta un avversario, Giordano se ne va in area, Giordano prova addirittura un secondo dribbling, stavolta a rientrare col sinistro senza fortuna però. Ancora rimessa laterale per il Cotton Club, per il Ness, scusate, che se ne va sulla destra. Marcella sbaglia e recupera la difesa avversaria. Rimani a dare una mano te, loro non gliela fanno, dai. Occhio, La prossima è time out, arbitro. Con le mani i giocatori del Ness. Vai Andrea, vai Andrea! Marcella salta un avversario, prova la conclusione alta sulla traversa. Ha tentato time out. Anthony, abbassa leggermente. Si riparte dopo il time out chiamato dalla panchina del Cotton Club quando siamo giunti al 18esimo. Mancano 7 minuti alla fine di questa partita, siamo 3-2 per la squadra di casa che ha segnato, ricordiamo, con Nolano, con Casimirri e con Forcina. Dall'altra parte invece il Ness Calciotto è andato in gol con San Marco e con Marcella. 2 di questi 5 gol, uno da una parte e uno dall'altra, sono stati segnati su calcio di rigore di Nolano per il Cotton Club, di Marcella per il Ness, che adesso deve difendersi ancora da questa incursione da parte della squadra in nero, che però viene fermata. Cosimi allarga sulla sinistra, possesso per il Ness che supera la linea di centrocampo in questo momento, poi si preferisce ancora ricominciare da Marcella, regista a basso, il numero 4 avanza in verticale verso ancora i compagni che ricominciano sempre da dietro con Cosimi, che poi controlla la sfera che giunge fino ai piedi del portiere Edoardo Pacioni. 6 minuti alla fine di questa partita, il Cotton Club cerca di chiudere, l'attenzione alla pressing con Forcina che recupera la sfera. Forcina può smistare sulla sinistra, preferisce invece andare tutto da solo, fare tutto da solo. Reclamano a calcio di rigore la panchina del Cotton Club, ma l'arbitro ovviamente non fischia e quindi riparte il Ness. Centrocampo perdono ancora la palla quelli della squadra ospite, che però alla fine la recuperano ancora con Cosimi. Cosimi verso ancora un compagno, riceve il numero 7, allarga sulla destra, Ugolini niente da fare, fine viene fermato, ci sarà comunque rimessa laterale. Siamo giunti ormai al 20esimo, mancano 5 minuti alla fine di questa partita, poco più eventuale recupero. Siamo 3-2, il Ness è ancora in partita qui alla C10 contro il Cotton Club, che però cerca di rubare palla. Ora recupera infatti questo pallone, ci sarà rimessa laterale sulla sinistra, anzi calcio d'angolo. Attenzione alla verticalizzazione, vediamo qualche difficoltà. Alla fine c'è rimessa laterale, anzi no, sì, rimessa laterale per il Ness sulla destra. Prima, calcia subito! Non controllare! Ecco Robby! Con le mani ancora il portiere. Numero 37 che prova stacco di testa senza fortuna. Con le mani. Attenzione al numero 3 che viene messo giù, calcio di punizione quindi per il Ness. Siamo ormai alla 21esimo minuto, ne mancano 4 più eventuale recupero alla fine di questa partita. Attenzione al Ness che rischia tantissimo, con Giordano che prova a recuperare la palla, alla fine però non ci riesce, ne esce molto bene Cosimi, verticalizzazione verso ancora i compagni, sempre verso San Marco che però viene anticipato, lotta comunque ancora su questa sfera il numero 10 senza fortuna, anzi sì, perché no, infatti come diceva l'arbitro c'è una rimessa dal fondo per il portiere, non a calcio d'angolo. Ecco Rocco! Attenzione all'errore del Cotton Club, recupera la palla a San Marco, 3 quarti campo, viene messo giù, calcio di punizione. Andrea! Anthony, sul secondo valo, ferma.
Rocco, pronto a uscire, Rocco, pronto a uscire. Su un possibile scarico. Davanti al portiere. Calcio di punizione, tiro respinta da parte del portiere. Ottima opportunità ancora per il Ness che, ricordiamo, è sotto di un uomo in inferiorità numerica, è sotto anche di un gol, ma sta veramente giocando una partita con grande coraggio. Riprende il match in questo momento, siamo al 22esimo, mancano poco più di 3 minuti alla fine di questa partita e più eventuale recupero. Siamo 3-2 per il Cotton Club, la partita più difficile del previsto per gli uomini del presidente Maurizio Giuseppucci, che stanno vincendo sì per 3-2, ma contro una squadra veramente capabile, veramente coraggiosa, che sta lottando anche con un uomo in meno in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo. Ma Sandro, svegliate per favore, Palla rimbalzata con il giocatore girato. Rimessa laterale sulla sinistra. Attenzione al numero 4 che è sulla destra verso il compagno. Palla in mezzo. Il portiere esce. 23esimo, 2 minuti alla fine. Quindi il freddo del Ciriaci con il Cotton Club che avanza. Attenzione intanto a Giordano che prova a metterla in mezzo senza fortuna. Guardiamo il tempo per favore. Porcina riceve in mezzo all'area, deve uscirne adesso, deve girarsi, si porta la palla vicino alla bandierina del calcio d'angolo, palla mette addirittura in mezzo da quella posizione con il portiere che para. Giordano pressing anche di Porcina che forse recupera la palla, anzi no, commette fallo. Calcio di punizione. San Marco, fallo anche su San Marco. San Marco se ne va, salta un avversario. San Marco, una serie di finte, però attentamente un secondo. Rocco Giordano alla fine recupera la sfera, viene messo giù il calcio di punizione. Vediamo se c'è l'ammonizione verso il numero 10. Verso il numero 10. Ma dimmi come fai? Oh, ma mi San dici Marco. come fai però, Oh. Gamperini verso Porcina, prova subito a girare sulla sinistra, dove c'è però ancora il numero 7 Cosimi che viene fermato fallosamente. Cosimi verso Marcella che prova la verticalizzazione senza fortuna. Voglio vedere il tempo da recupero. E che mi fa? Mi sfidi? Che mi sfidi? Tu dai male, E che fai che mi dai un minuto? Dammi un minuto e poi ti faccio vedere come va a finire. Sta laterale per il Cotton Club. Devi dare un minuto adesso. Pinazzi verso Nolano, la porta col destro Nolano, conclusione, palo. Che c'è? Vado fuori, non è problema, ma tu dammi un minuto. Dammi un minuto e ti faccio vedere come va a finire stasera. Ti faccio vedere. Intanto espulsione per il mister, per l'allenatore della Nessa Calcio Osso Alessandro Benedetti. Con le mani la portiere. Zamperini rinvia con la sinistra. Mette in campo la sfera ancora il Nessa quando manca un minuto alla fine di questa partita più eventuale recupero. 2 minuti di recupero. Giordano a centrocampo, salta un avversario, colpo di tacco verso Porcina che col pallonetto supera il portiere e poi alla fine arriva il gol di Casimirri. Doppietta personale per lui, grande azione del Cotton Club che chiude la partita qui sul 4-2. Signore, vai a esultare insieme a loro, abbracciati. Fai vedere che sei gruppo. Fai vedere che sei gruppo, vai a dare un abbraccio. Vai a vedere come ti abbraccio.
Palla rimessa in campo ancora dalla Cotton Club, giocando contro un club che ormai è sulla 4-2, si avvia verso la vittoria di questa partita. Giordano salta tutti, però addirittura mentre la palla in mezzo, scavalcando il portiere con la pallonetto con l'esterno, rinvia la difesa del Ness. Manca veramente poco alla fine di questa partita, meno di un minuto. Siamo 4-2 per il Cotton Club, con a questo punto il match che è chiuso. Il Ness ha lottato per 3/4 di questa gara, quando poi è rimasto in 10 ha dovuto ovviamente sopperire e soccombere alla Cotton Club, la squadra favorita per la vittoria di questa Lega Calcio 8. Marcella, anzi Cosimi, scarica per un compagno, gira sulla destra, ancora il Ness attacca, Cosimi, San Marco, sempre per Cosimi, prova ad accentrarsi col destro, non ci riesce. Cosimi, conclusione alta sulla traversa, fischia qui l'arbitro, finisce. Il Cotton Club batte 4-2 il Ness Calcio 8 e sale a 23 punti in classifica, risuperando, in attesa ovviamente degli incontri di CJ, Golbet e Chieco dello Scapigollo, proprio queste tre squadre.